E buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi in apertura volevo fare qualcosa di diverso, che in effetti è una cosa che io faccio praticamente tutti i giorni. Cioè, mi sveglio, cioè questo va accanto al giornale che si va a leggere notizie politiche, oddio, le leggo anch'io quelle purtroppo su internet. Ehm, ehm, e poi leggo le notizie videoludiche, che cosa sopra i videogiochi, va, tutti i nuovi attacchi, sta scendendo e non sta scendendo, lo scandalo del momento, e minchia da va, insomma, do come dire, un approfondimento a fare le cose che mi interessano di più. E poi se comincia a la giornata, con un pochettino la musica, lasciamola da sottofondo, così, ok. Quindi vediamo che intanto è uscito Super Mario nuovo, Super Mario 3D World. Devo andare a vedere. Devo andare a vedere. Per quanto riguarda, vediamo allora, testata. Abbiamo Sea of Thieves, a cui hanno aggiunto le stagioni. E qua si chiedono se è il caso di temere qualcosa di brutto o no. Poi abbiamo Rage 2, a parte 3 giochi in regalo, ma quello altisonante è Rage 2 in regalo su Epic Store, solo per PC credo. Vediamo, vediamo, vediamo. Il brand vende nuove cover nere e sfida Sony a fargli causa. Questa è un'azienda che aveva fatto le cover personalizzate per PlayStation 5. Poi ovviamente Sony è andata a rompergli le palle, avevano ritirato tutto. Se Biara Carbonaro, grazie Mbare, avevano ritirato tutto, ma adesso se ne stanno sbattendo le palle. E addirittura dicono a Sony: denunciami. Hanno cambiato nome al prodotto, qualche altra cazzata, in modo che Sony, insomma, non li possa denunciare nuovamente. Destruction All Star, questo è solo per PS5. Per quanto riguarda Maurizio Furno, ciao. Per quanto riguarda Hunt Showdown, che è il gioco che sto giocando ultimamente, in questo momento è in offerta su Amazon. Lo prendete sui 16 euro se non sbaglio. Il boxato, peraltro, proprio DVD con la scatola. Anzi, mi sa che possiamo vederlo proprio qua perché qua. Vediamo, vabbè, ci sono un casino di giochi in offerta, scatolati ovviamente. PS4, Xbox c'è poco in effetti, ma essendoci il pass su Xbox, sti cazzi. And Showdown, eccolo qua, 24,99, scusate, invece di 40 euro. 15 euro di risparmio. Giocone, giocone. Altro c'era qua di interessante, c'erano i Yakuza, Life is Strange 2, ci sono un paio di Total War, Kingdom Come Deliverance, giocone, giocone. Anche questo, un ottimo gioco medievale con un'ottima trama. F1 2020 per gli appassionati di 4 ruote, ma anche per gli appassionati di 2 ruote su Switch, in questo caso MotoGP 2020 e Monster Energy Supercross 3, sempre in offerta, ottimi sconti, 40-50%, insomma c'è di sconto, così. Può cattare il coccotto, casomai. Io non ci guadagno un cazzo, non è che sto facendo pubblicità perché guadagno qualcosa da sti giorni, non ci guadagno un cazzo io. È giusto per informarvi. Destiny 2 che ce l'abbiamo libero sul Game Pass, noi di Xbox. Pokémon non ci interessa. Fortnite, mod diventa pay to win grazie alla creatività dei fan. Mod che ti permetteva praticamente di farti una skin tutta nera e al buio ovviamente, o comunque negli scenari un po' più scuri eri avvantaggiato. Super Mario 3D World and Bowser Fury, la patch 1.1.0 disponibile per Nintendo Switch, ma nasce dalla gioia con io. Cioè, la patch. Senza una patch di lancio, ah, ok. Ah, c'è lo spot italiano, voglio guardarlo lo spot italiano, un attimo che ce lo guardiamo. Non l'ho visto. Un attimo, ci vediamo. Tuffati in una nuova avventura di Mario su Switch. Anche con i tuoi amici.
E oltre a Super Mario 3D World, preparati per Bowser's Fury. In questa inedita modalità dovrai fronteggiare la furia di Bowser. Due avventure in uno su Nintendo Switch e Switch Lite. Super Mario 3D World più Bowser's Fury. Allora, non ho capito se 3D World è un remake, in poche parole, di un Mario precedente. Questo non era poi. Postino oggi pure me lo consegna, che c'è scritto uno. Questo non l'ho capito, però me lo andrò a studiare meglio. Veramente appena lo vede mio figlio. Accattare. Pokémon. Oh, Pokémon. Veramente, a parte quando ho provato Pokémon Go, e vabbè, lì hai provato pure la novità della tecnologia, no? X-Men, vediamoci sto cosplay, Remistica, sarà sexy, immagino, sicuramente. Vediamo. Wow. Ha 1000 capezzoli. Fanno un nuovo canale perché hai fatto vedere i mini kai, come spaccio si chiama? I Mistica. Binary Smoke. Bounty 2. Street Fighter 5 Champion Edition, che l'hanno fatto uscire tutto a pezzi sto gioco. Tutto a pezzi, primo multiplayer, vabbè va. Silvary, questo è un giocone ragazzi. Noi abbiamo giocato il primo. Bello, 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 bello per davvero. Battaglia medievale in poche parole. Il gruppo peraltro. Guardiamo il trailer, guardiamo un attimo. Giocone. Battaglie medievali all'arma bianca. Chivalry is capturing the fantasy of the medieval Hollywood movies and bringing that to the hands of a gamer. Being able to just live your fantasy of being a knight or carrying a sword, I think that's why people get really attached to it. The success of Chivalry 1 blew us all away. It's been 8 years since the first game launched. We always knew that we were going to come back to Chivalry 2. We wanted to come back in a way that was going to move the genre itself forward. Our team now is comprised of industry experts. There's a lot more talent, there's a lot more ability, a lot more capability. Chivalry 2 is going to feel unlike any other FPS out there. We went from the ground up, revisited what a melee combat che game c'è should di be, programmazione. and for us, it's about Fare doing gnoco, better così. than we did last time at capturing the dream. We're a lot more focused on action and group combat for Chivalry 2. We're adding a lot more moves and a lot more control as well. Ah, ma bellissimo. Mechanics are so polished, and a lot of emphasis has been put on making them accessible without losing any of the complexity. We are refining and tuning animations, speed, damage, defense, almost on a daily basis. Chivalry 2 is a lot more dynamic. It allows you to be creative in a combat zone. We have some traps that you can trigger, items that you can grab like a wheel, Wow. bucket, barrel, chickens. Our goal is to make it so it feels like you're fighting for your life. This game takes the scale of the first game and really Allora ragazzi, voi qua vedete giustamente solo la, come dire, 64 players. la parte cruenta nel gioco, no? Sì, è molto splatter, ma splatter rispecchia la realtà. Cioè nel Medioevo quando si inguagnavano così, non è se facevano i carezze, si scioppavano i testi, si scioppavano. È molto strategico, molto tecnico nel combattimento. È veramente un gioco fatto bene. Cerca magari l'orchestra. It's not just a Chivalry 1.5, but it truly is Chivalry 2. Our passion for Chivalry 2. Bello, bello, questo lo prenderemo sicuramente, ragazzi. Buonico, ecco c'è qua, tornei. Ormai giocare, riesce che ne ciniato ne vinciamo. Ah, oh ma, parlato siamo da che do. Ciao Salvo! Ciao, oh mangiuovo. Bellissimo sto gioco, Salvo, bellissimo. Chivalry, noi abbiamo un primo, abbiamo. Bellissimo. Battaglie campali all'arma bianca, assalto le castelle, macella, catapulte, piaddine infuocate. Quando è che esce? Giugno 8, c'ha Gross Beta a marzo. Una estate ne esce. Bello, 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 bello. Si chiama Chivalry 2. La faccio vedere meglio a largo.
in alto a sinistra, Chivalry 2. Il primo, cosa se non lo pigliamo gratis, che ci fu tipo un evento o qualcosa, ne regalarono copie. E vabbè, andiamo avanti con la rassegna, è una nuova sezione dello stream, mi pare, il TG Games. Xbox, no, mi sa che adesso su PC e console, no aspetta, mi sa che ne esce magari per console. PS5 e PS4, Xbox Series X e Xbox One. E avrà il crossplay, c'è scritto, sparte. Aspetta, andiamo a leggere queste altre notizie a questo punto. E poi come si dice, il crossplay sarà tra tutte le piattaforme, PC compreso, penso. E qua i combattimenti all'arma bianca, quindi la storia era Miracle, Mouse e minchia da varie, viene meno. Domina enormi cambi di battaglia da 64 giocatori, minchia. Sì, sì. Tutte supporteranno il crossplay, che significa che sarà possibile partecipare a battaglie multiplayer da qualsiasi piattaforma. E che cazzo. Porca puttana. E basta sta cosa. Mouse e tastiera contro controller contro mouse e tastiera. Fate i server separati. For fun. Fate giocare tutti con tutti. Se uno non vuole giocare contro il PC, disability crossplay. Stop. E invece Ranked, se è il caso, dividete le classifiche. Console che è console e PC con PC. E non giocate a cazzo la gente. Fate giocare le persone. For the player proprio. La PlayStation. For the player con cazzo. Saldi di Capodanno su Steam. Ah, ieri mi hanno arrivato tipo un sacco di email con 25 euro in sconto della mia lista desideri. Allora, vediamo. Questo solo su PC però, ragazzi. Vediamo. Ark Survival Evolved da 10 euro, cioè 80% di sconto, bellissimo. Rust a 22. Che non stava pigliando Rust, per essere verde. Cyberpunk prima o poi lo giocheremo. Aspettiamo nuove patch, nuove che sistemano. Aspettiamo che scenda magari un po' con prezzo. E vabbè, ma c'è l'ofre dei saldi. Qua c'è tutta la pagina. Dragon Ball 2 Xenoverse Tekken in sconto a 9 euro. Minchia. Rage 2 in sconto a 17,99, ma lo regalano per una settimana su Epic Store. Sempre PC parliamo, ragazzi. Questo caso qua. Del Gear a 4,99. Del Gear Rising, se non sbaglio, è il azione hack and slash. Ah no, non è il multiplayer. Funk, Yu-Gi-Oh! Arma 3, il DLC. Skater XL. È bello, 27,19, assai, soggetto mio. The Witcher 3 a 5,99. Minchia, tarato andava faccia, tipo accattata virgo. Tarato andava faccia, tarato. Street Fighter 5 a 7,99, minchia, quasi. Street Fighter 5 a 7,99 fa gora. Ma già in commercio cosa, Salvo? Che tutte che è mundato. Total Rome 2 a 14. Total War Armor a 14. Minchia, belli ora. Cos'era il più popolare? Vediamo. Destiny, vabbè, free to play. Total War Armor 2 20 euro, vabbè. Dead by Daylight a 11, The Forest a 7,55. Ah vabbè. Uè, sono cose che ammattono. Che ammattono. Proseguiamo la rassegna, picciotto, cominciamo a giocare perché se no non ci arrivo a giocare. E attorno a questo cazzo di forum. Ubisoft starebbe sviluppando un AAA inatteso. Quello del Medioevo, Chivalry 2. SCI mi pare scritto. Chivalry, Kypson Fanare.
King of Sea rinviato, un altro gioco di pirati, CD Projekt di The Witcher e Cyberpunk è nella merda, perché hanno subito un attacco hacker. Non solo ci hanno rubato un sacco di informazioni e minchiate varie, ma gli hanno rubato proprio i codici sorgente di The Witcher 3 e Cyberpunk. Cioè se poni rabbino con auguri di CD Projekt praticamente. E gli hacker li hanno messi là. Prima li hanno ricattati, hanno pagato un riscatto o rendiamo tutto pubblico. Poi ovviamente quelli non hanno pagato il riscatto. Gli hacker hanno messo tutto all'asta. Cioè, i codici sorgenti di un software significa che è tuo praticamente. Se lo divulghi o comunque lo metti in mano ad altre persone, cioè stai svelando tutto quanto, anche le tue tecnologie, il tuo modo di programmare, come ha fatto Kid, come ha fatto l'audio. No, esce a giugno. Ho detto prima, a marzo c'è l'open beta. E a giugno, UT giugno ne esce. Ok, well thank you. Ennio Jacopino, ciao un pare. Ciao. Queste sono da merda. Prima fece uscire un gioco incompleto, che doveva essere il gioco del decennio, e si fece toccare un male in merda in guardo. Poi si sono pure fatti fottere i codici sorgenti. Da merda. Questo è bello, vediamo, videogiochi, i maiali hanno imparato a giocare, il risultato di una ricerca. Vabbè, va dai, questo è proprio... Questo è il gioco, no? Muovevano sto stick, i maiali e... Comunque poi con Xbox Digital mi trovo bene, ma il PC come pacco di giochi a prezzo non si batte. Sì, assolutamente, però l'Xbox ci va, per essere una console ci va molto vicino, Anche per questo preferisco Xbox a PlayStation, a livello di comprare giochi, a parte un pass, sti minchiate qua, è molto simile al PC. E vabbè ragazzi, ma salutiamo FIFA Ultimate Team. PS5 e Ciccio Graziani insieme per darci qualche consiglio. Mangia rompiti i coglioni. Huawei, una console e un notebook da gaming in cantiere per azienda cinese. Un notebook da gaming, ok, ma la console? Andando Huawei ha superato Samsung nel mercato mondiale dei telefonini, carosi. In partnership con Tencent, che praticamente è un colosso cinese che detiene League of Legends, metà di PUBG, metà di Epic, è un colosso assurdo. Ciao Vincenzo, ciao Mbare. Oggi facciamo un po' di TG Games prima che cominciare a giocare, con un po' di notizie dal mondo dei videogiochi, picciotti. Oh, tutto da vedere, ma Huawei se si mette a braccetto con Tencent, che è veramente un colosso dei videogiochi enorme in Cina, e fanno uscire una quarta console a sto punto. Oddio, non so quanto spazio potrebbe ritagliarsi, perché se non fa una cosa particolare è solo una console a mezzo all'auge. Già l'auge surco l'hanno scavato, io devo surco cosa hanno scavare. Ma comunque, Resident Evil Village, chiada, visto? Oh, vampiro enorme Resident Evil, è alta 2,90 m. Lady Dimitrius. E ha fatto un sacco di successo, ha fatto. Vedendo ancora io che in una show che è famosissimo, non so come ha fatto si chiama Resident Evil, ok? Ma sto per questo personaggio qua. Nuova star eletta, la gigantesca vampira il cui successo ha stupito anche la stessa Capcom, non si aspettavano manguid, e in particolare l'art director responsabile del suo design, Tomonori Takano, che ha parlato di come è nato il personaggio e chi è ispirato. Nelle prime fasi della progettazione abbiamo deciso di puntare sul tema del castello e dei vampiri, ma non volevamo essere legati alla visione tradizionale di questi elementi. Il design della Lady e delle sue minion è dunque partito con l'intenzione di creare qualcosa di diverso. Aspetta che un po' la musica, cose.
una sorta di vampire stregata, qualcosa del genere, prendendo come ispirazione la celebre Elizabeth Bathory. Diciamo Bathory, così. Nobildonna ungherese del XVI secolo, nonché inquietante serial killer, e fondendola con la figura di Morticia Adams nell'interpretazione di Angelica Houston e mettendoci insieme elementi tratti dalla leggenda nipponica della Shakusama. Mamma mia. Enno Jacopino, ciao, impare, ne c'è un player. La parlo il dialetto, compare. Sì, impare. Siciliano è una lingua, carusa, ma siamo sempre una, solo che staviamo in Sicilia. Penso a tutti i figli di mamma che sopravvivono a tutto il mondo. Siciliani. Sono molti italo-americani, o Canada, Stati Uniti, di seconda, di terza generazione, ok? Che parlano ovviamente benissimo l'inglese, americano. E che parlano siciliano, ma non parlano italiano, per esempio. Che capiscono siciliano, oddio, l'italiano capiscono lo stesso. Ma la lingua di origine non è l'italiano, per la lingua di origine è lo siciliano. Perché per te che cara parlavano tutto in siciliano. E là si hanno insegnato siciliano che è il genitore. E l'inglese, ovviamente, dal mondo in cui vivono. Spring Show Race, Ring of Fighters. Va bene, ragazzi, diciamo che non c'è altro di interessante, perlomeno, a cui dedicare tempo, anche perché l'1 meno un quarto, e se è meglio fare qualche partita, è meglio che me la faccio ora, perché sennò poi mi attacco o jam. Quindi chiudiamo questo. Qua già siamo pronti. Scartiamo il cacciatore. Di dove sei, Ennio? Che gratis. Etta sta roba contrabbando, così è buono, anzi ringa no, anche se le arnie e date cazzi inverdose velenose danno spesso fastidio. Colpi iniezione ma la potessi fare inizio partita che mi dà immunità per 30 minuti. Però mi secca perché blocco uno shot e poi così ci riesco. Ok. Sorti sconti 649. Cazzo. Pronti. Vai. Dalla Calabria, vabbè, ho diretto siciliano e con diretto calabrese è molto simile, È molto simile. Io guardo un po' di youtuber calabresi, no? Che fanno video, appunto. Parlo in italiano, però c'è sempre un corpo dialetto in mezzo, no? È molto simile, molto. Soprattutto penso alla bassa Calabria, no? Che ho fatto che comunque, sì, c'è uscito un mezzo, va bene? Però, che ho fatto che Messina è da vicino, quasi si toccano. Probabilmente il messinese è simile al calabrese e il calabrese è simile al messinese. In quelle parti lì del sud dove si toccano. Avanti che si incomincia. Buona la musica. Sì, sono molto simili, Ennio, considerando che sarà così anche in Calabria, no? Qua com'è? Qua di paese in paese, anche che ci sono 5, 6, 7 km in mezzo, già cambiano delle piccole cose. Con 10-15 km in mezzo, già cosa che canciano su assai. Oddio, sempre si capiscono tutte cose, sempre chi è la lingua, diciamo, no? Però ci sono le differenze. Ci sono. Quindi se andiamo a guardare il sud come un unico insieme, alla fine cos'è? Lo stesso dialetto che spostandosi da zona a zona cangia un pochettino. No, facciamo una partita. Magari.
Mettere meglio i cuffie che gli ho messo fuori il cappuccio, ci sente la matata, ci sente. Come... Porca puttana. Rompe puro. Un mazzo per crudeltà, un mazzo perché fa bordello e l'altro lo sentono. L'altro lo sentono. E sistemare sta cazzo di cuffia un attimo. Ok. Go. Here we go again. Un attimo che torno sulla chat ragazzi, un secondo. Penso che abito vicino a Giuliano, ma se mi sposto già verso Cosenza circa 100 km sembra di essere un'altra regione. Sì, sì, può cambiare moltissimo. Allora, 10-15 km all'interno della stessa provincia ci sono le differenze, ma non è tutta questa differenza abissale. 10-15 km, però magari se vai verso un'altra provincia, 10-15-20 km, già le differenze si notano ancora, cioè sai. Certo, poi se fai 50-100 km lo pigliala. E Dio. Come faccio a farci passare la Reolich tutti i voti? Dai, a fare apposta. Schifo. È uno schifo. Ah, no, che avevo visto completamente qua. Perché è carino, cioè. C'è uno schifo. Merda. Ennio, se non l'hai già fatto, forse già l'ha fatto, ma se non l'hai già fatto, lascia un bello like nella pagina, così rimaniamo in contatto quando vado in diretta da arrivano le notifiche. Ti ricordo che sono sia su Facebook che su YouTube, e vaffanculo e ratini in merda, che su YouTube che su Twitch in diretta contemporanea, a reti unificate, va, uso papa. Dovrebbe essere il Nightbot a spammare queste cose, ma non so perché non funziona, merda. Spero siano zombie su scroscio che start. Già che... Oh papa no, ne abbiamo un cazzo. Ma dai, anzi sto papa è accettabile, dai, alla fine è più moderno, più malleabile, no? Ha fatto apertura a tante cose.
Cosa hanno pigliato una vita con papa? In Italia non si fa questo perché c'ho papa. In Italia non si fa st'altro perché c'ho papa. Sì, relativamente. Non ha fatto porcate e se non ha fottuto con papa. Tutti i volte che hanno voluto. Quando non gioco con me è colpa con papa. Cazzo esci che cagà è tutto chiuso, cazzo. Sotto. Mi sentivo, va bene, compà, vado che la pasta è pronta. Mi immagino niente rende. Ci sentiamo. Comunque ovviamente il like l'ho già lasciato. Sì, ma non dando un po' like, Ennio, a me non me ne frega. Per rimanere in contatto. Ciao Ennio, allora buon pranzo. Tubi di pasta. E ci vediamo presto. Sa minchia, ci stiamo circa. Maledetto, muore. La merda che intro la cagna. Vediamo che rincia. È bianco, non c'è nudo. Cazzo è? Mi sbagliare a fangore, vabbè. Qua sopra, qua sotto. Sopra per stasera. Starda. Stasera qua banno. Ho detto non al primo grido, al secondo, marito. Non al primo grido, al secondo che faccio è ta boom, ma io c'hai e ta prima e che non me ne. Ora mi fa schifo perché mi fa impressione. Ma fa da cagambe, non sei. Solo fai cagare. Vai. Vai. Sto da pigliare, cazzo. Sto da pigliare, ora stavo tanta raga. Boom. Mezza energia, sai mezza energia, 3/4 energia. Perdi ora, bellissimo. Figli di puttana. Scappa, scappa, che mi ammazza se no. Bisogna magari un maranato. Grazie alla porta. Curamone prima. C'è qualcuno mi fa, no, la perde di più. Qua, la perde. Ah, vai, non lo facciamo, tanto è morto ciò. Vai. Detto. Ah, viene, merda, che se quelli nei cristiani, se no, muovete. A scendere. E bastardo, ma a pattarare ciò.
Ora guardaste tu. A sta stanza già c'è combattuto e ci abbiamo avuto una volta. Stai pensando. Facciamo una taglia veloce a maninni. O fa una perde. Pensavo che su forse la mia. Ci siamo qua. Non che fa ne esce perché sono cazzate sicuro. Sette. Non ho, e non giocaglio, vai, non me ne hai portato. Giocaglio, non me ne hai portato, in effetti hai ragione. Ho da cacciare su Caringia, specialmente che sogna solo. Cazzo che trappole. Ora costano 90 soldi. Non è che uso sempre, tutti i che pierde ci pizze. Sì, sono sempre utile in bar, soprattutto appunto quando tu giochi qua e sei solo. Il problema è che i soldi scungero, capito? E quindi gli aiuto, ho un risparmio e gli aiuto. 90. Questa taglia. Facciamo una tagliata veloce. Uscito ne a ovest. Quello c'è. Non sbaglio, il raggio caro potere è 150 metri. Ovest, che ti ha detto? Questa cosa, mi voglio curare io, mo raga. Gino, vaffanculo, prima mancava un attacco. Ce n'è ancora. No, ma tagliato. No, no, non puoi curare, ma ne tanto.
Vaffanculo. Vaffanculo. Me ne sogno senza stamina. Me ne sogno proprio su t'attacco proprio qua lì. Tutti in guardo ma hanno dato. Gli server mudati in guardo. No, magari chi c'è. Ah, guarda. Ancora che bevo. Se con i poteri mo. Che salvare per da. Per mi tocco salgo. C'è dei zombie. Cinque. Su diavoletti a mare, cara, come è la storia? Ci si papere però, scassano un cazzo. Parammo qua, niente. 4. No, 1, 4. Su io voce tagli, che non posso portare solo uno. Insomma, non farsi l'audio. Oh, libero pare. Varka. Asciunza ca o cabana. Tetto eso. Tetto. Bastarda sicuro. Oh, ma c'è i diavoletti, bastardi. Diavoletti di merda. Oh, ma stai sanguinando, vaffanculo. Cazzo. Pigliamo one shot, no? Se sai. Shottato così se mi pigliano. All'ultimo, da immagine. E vai. Tagliettina a casa. Macchina blu. Facciamo qualcosa da casa. Okay, well, thank you. Mario Motta, ciao, un bare. Grazie. Siamo portati a sortare a fare la casa oggi. Avanti, dai. Mi portiamo. Magari a Maragnaci, andiamo avanti. Ne ho 4190, bellissimo. I soldi. E ora sì. Vabbè, ora uno piglia 90 soldi e reinvesti in una bella trappolina.
Sto cazzo. Potenziamo subito. Ah, per quando già corre. Attenzione. Scatola di munizioni, nuovo oggetto. Quello. Goduria. Però aspetta, io non potevo portare rotaie. Rotaie con lo stesso boss. Ok, minchia, ma c'è l'uovo come basso con io. Ma da lì faccio picciotto quando c'è sta cosa. Hai fatto caso io. Povero IGN, è vero che non posso portare 2 taglie dello stesso boss, ma una taglia di 2 boss diversi, sì, quindi fino a un massimo di 2 taglie. Quindi ipoteticamente io avessi potuto dire magari una seconda mosso, cercare di pigliare magari la seconda, ma vaffanculo, intanto mi potenzio o tizio. Vendola. Yeah. Vendola e poi stoccamo per manuale, sì. Resta 7. Dead Die che rimane in modalità di mira, magari a mentre carregare che non perdo Cristiano. Aspetta, c'era ah, un serpente. Serpente, faccio. Rimane un 3. Andiamo a ballacchiare. Ferpate 5, non cazzo. Cammina e corri più velocemente in acque profonde. Farai anche meno rumore accovacciato in acqua. Però sta male, però aspetta. Vado. Ah, mi sono a parte vabbè una minchiata che sto come maestro Dead Die. E mi sotto. Mia. Questa ora, che sto passo felpato due piace come passi. E no, a sto punto preferisco questo qua che allarma di meno gli animali, o perlomeno ti devi avvicinare molto di più per allarmare l'animale. Non abbiamo sparato su elastiche bombe, accattiamo attorno e investiamo trappole. Guarda, ma me ne fa piazzare solo una precisa. Manda l'una però su assai, cazzo. Dai, accattiamola. Kit completo. Ora una bella partita con il compagno ci sta. No, se gioco con il compagno non mi porta chi sto qua. Se gioco con il compagno non mi porta chi, mi porta uno nuovo. Porto. Disegno che sto qua per quando devi giocare a solo. Giocare potenziato. Beh, vogliamo fare. Ci avevo pensato in effetti, ne faccio una con il compagno. Vai, facciamo una con il compagno, vai, ma a quello. Però aspetta, mi fa un cacciatore nuovo. Ci mettiamoci i trappoli, magari vaffa. Però un dico una cosa, non è più possibilità che vinci a 2. Oddio, fino ad ora non è, a 2 se avessi un compagno di squadra che giocavamo sempre assieme, allora sì. Ma così è secondo quello capita vincere. E poi ripeto, tante volte non posso giocare come mi piace giocare a me quando sogno con un compagno casuale, capito? C'è capace angaglia uno che tira sempre un ritto, se ne fotti di tutte cose. Questo è rango 100, un bar. Con cacciatore fresco come uomo mio. Vai, che porta.
Ah, sì, questo sicuramente, ma di solito infatti la sera quando capita io con Caruso napoletano, Cleric, poi la partita è assicurata con minimo 5-6 kill. Kill è una cosa pazzesca, infatti gli incacciatori, da partita qui, ciao Emanuele, grazie mille, da partita qui, veramente te fai un cacciatore con le ciperche. Però così, poche prove che gli hai fatto comunque col compagno casuale, no, la vittoria non è assicurata, anzi. Anzi, ma gli ho ragionato diversamente, quando vivo con il compagno e è troppo così, o addirittura mi mette in difficoltà in rischio cacciatore, uno se ne piglia, se ne va all'uscita o manda a cagare. Anche perché ora, perché c'è gli soldi, Vince. Che c'è gli soldi, ma metta che io ora, non lo so, ne perdo 10 di seguito, e solo 1200 si finiscono. Io tutti i voti gli giocare con chi do Cameruna o Yoko. Ha visto io con Cateruna o cacciatore gratis, con armi scafose e due item precisi, manca scelta, ammazzo che do Cateruna tra uno. Vede subito i nemici, impara, è una cosa allucinante. Oh, io ho difficoltà mia che se gioco, cioè pensa a difficoltà un pochettino di tutti, soprattutto nel gioco del genere, ci sono i frasche, nascondigli, cose. E spottare un nemico. Non è sempre facile, assolutamente, non è sempre facile. Io, nemici di qua, nemici di là. Poi deve ci 6500 ore, io, quindi ormai si è fatto così tante partite, secondo me, sapere tutti i punti di spawn, bene o male che l'auto cacciatore, no? Perché un spawn che è cacciatore, praticamente è tutta gira la mappa, la mappa c'è su spawn, quindi non lo so, lui per intuito, se fuori a cabana, se fuori a cabana, già si aspetta un giocatore. Non lo saccio, fatto sta che è una cosa pazzesco, veramente, a parte la mira che è, ok? Ma poi non spottare un giocatore è pazzesco. Oh, ma badè. Sento, ma badè. Andiamo. Niente c'è. Fanno che gli compare nulla c'è. Questo è no. Giocatore. Start. Qua. Forte. Ah, gli andò mienzo proprio. Capisci un bar? Cicane.
Schio. Oh, ma che cavolo, ma è incredibile. Ah, perché c'è dalla proiettore, conta assai, a magari sempre un pochettino più avanti. Più a calcolare un movimento suo. Poi, ammazzare, ma c'è su ufficio. Ora la testa l'ha pigliato. La piglia. Sì. Sì, che assurdo, oh. Ti fa un colpino così, pam, con la guardia si sposta e non lo vedi, oh. Ma che si fece per stare che, oh. Lavorettici, insomma. Guarda. Ops. Vedi luogo. Ok. Abbandonato. Narnia. Che di Narnia. Pingamiro, non è come pinga sto scemo, pingolo. Trarre una bomba. Che ha fatto scattare? Come? Veramente. Non mu in gas sto scemo. Ho detto, sento scusare. Essere vicino, allora, aspettare tutte queste cose. Essere vicino. Se ste cazzo mu in cassa, a me non potesse capire con ne. Faranno cose per dare bottiglie, che dare sta tra. Se tira mia la potesse essere ma sto cazzo. Ammazzare, fatto ammazzare. Ma pingolo, ritardato. Ah, è capire con ne.
Hai visto, hai visto, hai visto, hai visto. Sopra. Se tentare con lo tiro, aspettava che si fermava un attimo. Mi sa che scendi io, l'ho detto. Sarà, amico mio, sarà. Come cazzo hanno ammazzato? La bomba qua atterrato. Oddio, non ne hai sparato manco una volta. Se che do. Vieni a pigliare un cadavere, fammi scaricare tu cadavere. Ce n'hanno, secondo me. Oh madre porco, sogno un porco, sogno un porco. Sogno un porco, basta. Come cazzo si può mancare in questa maniera, spalle? Sono un porco. Sono un porco. Aspettato, fatto, tutte cose preciso. Ma come lo manco? Ma come cazzo lo manco? Ah. Incredibile. Incredibile. Okay. Okay, well, thank you. Okay. Bye-bye. Incredibile. Mi vieni a pigliare un computer di pettacolo e fuori la finestra. Ma cazzo lo manco, dio porco. Uno sa dire a pigliare di confusione, non dico cose semplici. Oh. Ah, porco dio, porco. Via trappole, contro trappole. E perché se non mi ricordo che quando pierde minchia $90 gli pierde solo le trappole. Oddio porco, ma come cazzo si manca un tiro del genere? Ma come si manca un tiro del genere? Oh, ma io non me la posso pigliare manco con la mouse perché la sensibilità che mi sa giusta. Prima no, prima sbagliavo, giocavo con una sensibilità troppo bascia. Io stacco il microfono e bestemmio quattro. Ciao Anzino, hai visto che cazzo di tiro ho mancato? Ma come si manca un tiro del genere? Porco dio. Sempre per buche che pigliare andare a testa comunque. Lo so che ci sparava in guarda con corpo. Pam pam e vaffanculo.
Assurdo, ma possiamo fare allenamento con time, come cazzo diciamo, così che pa mira. Dio Cristo maledetto. Ciao Vince, buon lavoro, non pare. Ah, che cazzo pigliare sto cosa, leva. Accattare. Dio Cristo. Ah, che chissà così non a capitare, Vince, chissà così non a capitare. Ah. E magari perché l'arma un pochino barcolla, capito? E quindi puntando nella testa, oh, spara proprio a tempo. Però non si manca un tiro del genere, Dio Cristo, non si manca. Non si manca un tiro del genere. Cristo. Ah, comunque, quando cazzo ci metti? Cioè, aspetta, siamo a noi. Ciao, se la faccio ghiacciare. Ah, mentre che gli minchiate. Na, 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 na.
avevo scordato che c'avevo compagno magari. Avevo abbandonato. Qua sono attivo. Never mind. It's a dog. Someone, but I heard crowed. Yeah. Guardaci. Adesso cosa? Where do you want to go? Small battery or port? North direction. Nice. Yeah, let's get you more battery. Shit, on my ping. So. Adesso. E ancora? Fammi qui. Ma dai. You get the guy on the left, right?
Dai. Voglio togliere. Scusa, guardiamo, bestia. Dai, che io qua sotto. No. Scassi. Cosa su spacca? Caga a fuoco, prende qua. Sale subito. Sì, merda. L'ha fatto. Sa da amico. C'è caso che fuoco. Faccio capire. Ah, Martì. Anni faccio pigliare. Ci stanno solo.
stanno messi sopra. Okay. Okay, well, thank you. Ciao Franco, Bye-bye. grazie Ambare. Sopra. Bene. Ok, non c'è. C'è quindi. Cosa muove? Stai. Okay. Okay, well, thank you. Vieni così a ciao Ambare, grazie mille. E c'è Fred. Ciao Michele, come stai Ambare? Un po' figo spanato, caccia sta frase, senza figo spanato. Oh, ma qui ancora caetti. Ok, vabbè, sto dicendo. Ah, non pensavo che veniva a fino a casa insieme. Acqua passavo. Ci sta. Taglia. Minchia, ho speso 90 euro di giochi ieri, se sapevo lo prendevo. Che t'ha cattato, mi pare. Questo si chiama Hunt Showdown ed è un PvP, PvE ambientato nella Louisiana del 1800. Quindi ci sono sia diciamo gli zombie, insomma, governati dalla CPU o computer, sia altri giocatori o altri cacciatori come te. E lo scopo è andare a cacciare questi mostri, prendere la taglia e portarla al punto di estrazione. Detta semplicemente. E in mezzo a tutto quello che succede. Scontri con altri cacciatori, prendi la taglia uno, gliela rubi a un altro. No, non lo so, invece di andare tu aspetti fuori, gli fai uccidere il mostro. Sì, è troppo bello, gli fai uccidere il mostro e poi tu ti metti là appostata. Uso caccia, Hunt significa caccia in effetti, e lo stile non per forza deve essere quello, ma se vuoi lo stile è quello del cacciatore.
raccogli gli indizi per trovare il mostro, trovi il mostro e lo uccidi, però nel frattempo devi fare il conto che ci sono pure tutti gli altri. Schifo c'è da. C'è io. Puoi giocare da solo, puoi giocare in coppia, fino a 3 giocatori. Questo che vedi in blu è indizio barra boss, ancora non lo sappiamo. Dovrebbe essere indizio. Molto importante in questo gioco, per esempio, Michele, è l'audio. Devi ascoltare, devi sentire i passi, scrusci, cose. No, ma anche di 23 su instant. Ma forse anche di meno. Guarda che io ho visto 13, 16. Vedi, questo è l'indizio che quando è bianco, così sto pulviscolo bianco, significa che non c'è nessuno vicino. Se fosse rosso, significa che entro i 30 metri c'è qualcuno. L'audio è fatto fenomenale, infatti cuffie per forza, perché proprio devi sentire la direzione. L'audio è importantissimo in questo gioco. Allora, il mostro, come vedi, è qua per controllare tutti e tre gli indizi. Ciao Ale! Ciao pare. E quindi dobbiamo andare dal mostro cercando di non farci uccidere, perché poi tu puoi anche portare la pelle a casa, cioè andare al punto di estrazione senza tagli e senza niente, con quello che hai ucciso, con quello che hai raccolto per strada, no? Perché il cacciatore, se perdi la partita, se te lo uccidono ti muore, non lo puoi più riutilizzare lo stesso cacciatore con quell'equipaggiamento, o perlomeno te lo devi ricreare, te lo devi ricomprare. C'è tutto un sistema per i cacciatori, no? Poi li puoi potenziare i cacciatori con dei perk specifici, dei potenziamenti specifici. 19,99 su Steam perché sarà in offerta, costa 40 di solito. Devi vedere su allkeyshop.com, lì ti spuntano poi tutti i migliori siti con i prezzi messi proprio a scaletta. allkeyshop.com. Spari. Questi sono altri player che sparano. Fallo che nitrisce, può darsi che quello è passato accanto. H1Z1, anch'io ci ho giocato tantissimo, da quando è uscito proprio. Rust non l'ho mai giocato. Sì, diciamo che è un po' di tutto sto gioco, è un survival, PvP, PvE, Battle Royale, con i mostri. Mi piace per quello, anche perché gioco ai Battle Royale dal 2012-2013, dai tempi insomma di Arma. Poco tempo fa giocavo pure a Warzone, no? E mi sono un po' rotto i coglioni di quella formula lì. Questo è sicuramente qualcosa di fresco, di nuovo e di diverso. Per esempio poco fa era in coppia, il mio amico l'hanno ucciso, gli hanno pure dato fuoco, quindi non ho potuto nemmeno arrestare. Poi l'ambientazione è spettacolare, ovviamente c'è giorno, notte, nebbia, luna piena, ci sono diversi scenari. Diciamo che mappe sono due, come vedi è spettacolo. Anzi, vabbè, sul PC la resa sarà molto migliore dello stream che stai guardando, anche più fluido. Che vedi sono persone che già hanno preso taglie, che hanno ucciso il mostro, hanno preso una taglia, ma l'uscita ce l'hanno proprio là accanto. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa con sto ragno, ma l'ufficio magari tardi. Oh, quelli sono fuggiti, ok. Schieno. Ciao.
Però non me lo dici se c'è qualcuno. Cagno se senti qua. Rido. Ande. Bianco, non c'è nessuno. È detto che non ci sia nessuno fuori, però postato. Pezzi bastardo magari. Ah, parlo. Cagli di merda, vaffanculo. Cagno lui. Da solo. Strano. Tempo che giochiamo, ma adesiva. Speriamo di beccarlo il primo colpo e portiamo la taglia a casa, se no. Mamma mia, ma qua com'è? Mai ci sono entrato qua. Chissà. Magazzino dei treni. Vai, 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 che lo prendiamo. Preso, vai. Vai che abbiamo preso. Scoppia, bastardo. Ok. Oh, con poco ce lo dovremmo fare, pochi colpi. Ammazza però. Ai! Ai! Bastardo! Scappa, 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 scappa! Cazzo sì, vai, non mettiamoci 2 ore per ammazzarlo sto cazzo di cosa. Vabbè, magari però. Ah, mi la potessi pigliare come se deve. Pigliarlo a cazzo. Ecco. Lo pigliai. Che colpo. Ho paura più che altro che io quel altro cacciatore di merda e poi mi fottono tutto il travaglio. Visto l'ho fatto. Buscando mio. Bastardo. Carica, combazzammoci. Dai, 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 come è morto. Dai, per colpo mancano. Ma come? Colpo. Morto. Oh, ancora vediamo se... Ah, l'ultimo colpo, vabbè. Tende che spara. Che spara in diso. Gente che cammina. Gente. C'è sto cazzo di esibio. C'è gente, c'è gente. Questo perché ci ho messo troppo a ucciderlo. Trova gente che c'è. Bello. Magari è un zombie che passeggia, eh? C'è qualcuno fuori, eh sì, sento dei passettini, magari è qualche zombie che passeggia, e paga cristiano. Intanto, vabbè, ora scopriamo, tanto. Appena prendo la taglia mi dà il potere. Vediamo se c'è qualcuno. Certo, ma stare attento che finisce, contro finisce. Bastardi si piazzano, aspettano che passi. Proietto che suppone. Siamo qua dentro, vabbè, vedendo, sanno che siamo qua dentro. Un attimo devo vedere la finestra perché c'hai.
ma sai cos'è? Pensavo che stesse sul tetto, a camminare sul tetto. È molto rischioso mettere se hanno finestra in questo momento qua. Perché loro sanno che tu bene o male si caringia e quindi si controllano le finestre. Magari ci sono due piazzate che si tagliano le finestre, no? Più di una volta mi è successo, ne esce un attimo fuori la destra la finestra. E invece no, aspetto, perché adesso appena prendo la taglia, vedi, sta facendo resirio. Vedere qua in alto a sinistra è arrivato al 65%. Appena finisce il resirio del boss posso prendere la taglia. Con la taglia ho 5 secondi di tempo di potere per vedere chi c'è intorno a me in un raggio di 150 metri, se non sbaglio. Se non conviene. Tra l'altro io farei l'uscita questa qua da Iron Work, piuttosto che andare a rischiare da questa parte qua. Faccio una camanata e boh. Su Discord dovrei essere sempre siciliano player, oppure un mio server, se vuoi ci posso invitare dentro, o semplicemente ci aggiungiamo come amici. Lascia un like alla pagina, sono anche in diretta su Twitch e su YouTube in contemporanea. Like alla pagina, non dando un po' like a me non me ne frega niente, ma almeno che stiamo in contatto, ti arrivano i notifiche quando vado online e tutte queste minchiate qua, non ci perdiamo. Non è successo che mi sono perso con alcune persone così. Comunque il nick dovrebbe essere sempre siciliano player. Vediamo sta taglia. Dobbiamo andare a ovest. Questo lato. E allora si esce intanto da uscire, sì. Usiamo il potere verso ovest e via. Nessuno. La taglia che è a disposizione. Volete prendere la pigliate, perché si può portare appresso solo una taglia per mostro, diciamo. Massimo 2 taglie, ma devi uccidere tutte e 2 mostri. Comunque devono essere 2 taglie di 2 mostri differenti. Uccidere i mostri o rubarli agli altri cacciatori, eh? Ce l'hanno addosso magari. A rischiare, faccio la strada più lunga. Ok, che sono messi là appostati. Sì, mandami il nick e poi ti aggiungo. Ok, che sono messi là appostati all'uscita quella più vicina. Capita spesso, come a volte faccio pure io. Fa parte della strategia, diciamo. Qua dobbiamo andare. Cazzo stiamo andando? Quanto manca? Sono boccatus. Occhiatina. Nessuno. Schifo. Cazzo, non capiglio. Vai, pigliare dalla testa. Cazzo di testa miserato. Ma cosa hai comprato ieri? Che hai comprato 90 euro di giochi, mi hai detto. Cosa hai comprato? Curiosità. Sì, uccidiamo. Ma poi tiriamo dritto per il coso. Dai. Che veramente. Oh, ma sono senza stamina, bestia. Che sono. Oh, che si pazza. Scusate, ero qua nella partita. Che? Aspetta papà, fammi finire la partita che c'ho la taglia. E stacco.
Cyberpunk 2077 per PC sempre parliamo ovviamente, no? PES 21, Dragon Ball Fighter. Dragon Ball Fighter Z ce l'ho pure io per PC, bellissimo. Mortal Kombat 11 per esempio ci ho giocato tantissimo, mi sono comprato pure i Fight Stick. Cold War non l'ho voluto prendere, c'avevo il completo Modern Warfare. Per quello nel caso. Ah, penso che la mappa sia libera, non ci sia nessuno. Penso. Dragon Ball è bellissimo, ora non ci gioco da un po'. Molto bello Dragon Ball. Ci sta nessuno, libero, libero, libero. C'è la barca. Siamo portati st'altra taglietta a casa e sono 2 taglie oggi che ci siamo portati a casa. Dai gioia. Oh, sono arrivati i nuovi. A proposito di Street Fighter, che robe vai, li facciamo vedere? Ma quanti commenti? C'è qualche ragazzo che si è collegato, qualche amico. Aspetta, insomma, ma si ammazza l'urto, ma qua è libero. Facciamo vedere le statuette nuove, Oh, puzza. Vivi per... Beh, un pochino di vernice, tipo, vivi per morire. E mollalo, vediamo. Allora. Statuette di Street Fighter. E poi faccio vedere tutto. Aspetta, è meglio che mettiamo così, perché sennò non si vede niente. Aspetta. Ok. Ok. Quello è Dalsim. Questo è Vega, bellissimo Vega di Street Fighter. Io ho quella di Ryu e Ken e ho fatto l'abbonamento io praticamente e mi arrivano in continuazione. Ce l'ho tutte. Cosa? Che dub. Un po' sì, è vero. Bello, bello è fatto Vega. Gail. Ops, sono tolto cosa dormi nuovo. Tanto fa bella partita. Mi sorderà la naffa, dai, ma figliate. Secondo cacciatore potenziato, Blanca. Wow. Devo dare una pulita sta cam, un secondo. Sì, mi sa che era un po' sporchina. Naruto a me non piace purtroppo. Diabolic. Ah, gioia. No, me l'ha regalato mio papà. Ciò lì. Ormai tutti che dobbiamo vedere, vai, in poche parole. Sagat. Avanti, ora stacchiamo che aiutiamo la mamma. Vega. Rio. Hadouken. Punto Rio. E Bison, Mr. Bison. Hadouken. Hadouken. A dopo, Mbare, ci sentiamo, ciao. Avanti, stacchiamo e andiamo a aiutare mamma. Però quello che... Fai così, guarda. Se fai così è bello. Che capito anche sembra bella. Ho scritto ciao bella. È bello, no bella.
Vuoi fare come a Vega i capelli? Avanti, stacchiamo, dai. Guarda i due cacciatori che mi sono fatto, dai, poi stacchiamo. Roster. A questo gli devo calare i punti, io glieli caro. A questo già gliel'ho calati. Guarda che poteri. Mentora. Giocatore scelto, serpente. E aspetto bestiale per non infastidire bestiacce. Sì. Andiamo a aiutare mamma. Ciao ciao. A dopo, lasciate like così vi arrivano le notifiche quando siamo online. Bye. Bye.